Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. A cura del centro missionario della diocesi di Padova. Conduce Andrea Canton. No, non eravamo mai stati così tanto distanti da casa e facendo un po' di conti di geografia è molto difficile che in futuro saremo così distanti come oggi. Perché oggi il telefono di Pronto Mondo squilla letteralmente dall'altra parte del mondo. Più precisamente in Australia, ancora più precisamente ad Oxley, nella regione di Brisbane a sud di Sydney, l'Australia. Australia è una terra di emigrazione, di vecchia emigrazione ma anche di nuova emigrazione. Partivano per l'Australia con le loro valigie di cartone i nostri nonni in cerca di fortuna, ma partono ancora oggi con il volo low cost tanti nostri giovani che qui non trovano lavoro. Australia, una terra giovane, Australia, una terra di opportunità e di successo, ma l'Australia è anche una terra dove la Chiesa Cattolica è una presenza molto importante. Non solo il 25% della popolazione australiana è cattolica, ma anche e soprattutto la Chiesa Cattolica rappresenta un polo di eccellenza sia per le strutture sanitarie, sia per le scuole, ma anche per l'attività caritatevole, una presenza stimata e diffusa. Oggi, proprio da un ospedale, dal Canossa Hospital di Oxley, ci risponde Suor Concetta Coppe. Suor Concetta delle Canossiane, originaria di Paderno del Grappa, da più di mezzo secolo si trova in Australia. Infermiera, è stata anche provinciale dell'ordine canossiano. Con Suor Concetta parleremo di Australia, con Suor Concetta parleremo di fede, la fede giovane della terra australiana, ma parleremo anche del mistero della sofferenza, un mistero che alla fine resta sempre uguale a se stesso in ogni angolo del mondo. Era nobile Maddalena di Canossa, nata a Verona nel 1774, giusto pochi anni prima che la rivoluzione francese iniziasse a reclamare le teste e i possedimenti del vecchio regime in mezza Europa. Chiamata fin da giovane alla vita religiosa, la sua indole però la allontana dall'esperienza delle carmelitane scalze e la spinge verso una vita più attiva. Si ritroverà dunque ad ospitare ragazze di strada, ad educarle e ad assisterle. I bisogni della società negli anni dei disordini napoleonici sono tanti e impellenti. Scuola, catechesi, visita ai malati diventano le colonne portanti delle Figlie della Carità, congregazione fondata l'8 maggio 1808 nell'ex monastero dei Santi Giuseppe e Fidenzio, nel quartiere popolare di San Zeno. Le religiose inizialmente vestivano un abito inconfondibile, con abito scuro, cuffia e scialle neri e con un medaglione al petto. Poi però l'abito è divenuto simile a quello delle altre suore. Ma il seme di bene piantato da Maddalena di Canossa fu presto destinato a germinare in tutto il mondo. Già nel 1860 le canossiane sbarcarono a Hong Kong. Ora la congregazione si trova in tutto il mondo, sia con il prevalente ramo femminile, sia in quello maschile. Pronto mondo? Pronto mondo? Eccoci qui carissimi, come annunciato, questa volta Pronto Mondo va proprio dall'altra parte del mondo. Siamo in collegamento dall'Australia, nella provincia di Brisbane, con Suor Concetta Coppe, una missionaria della Congregazione delle Figlie della Carità, comunemente dette canossiane, per noi in collegamento. Grazie. Buongiorno Andrea, sono contenta di essere qui con te. Suor Concetta, lei è originaria di Paderno del Grappa, qui vicino, ed è entrata giovane nelle canossiane. Perché questa chiamata? Guarda, posso dire che la mia vocazione è nata dal grembo di mia madre, perché i miei familiari hanno sempre detto che
mamma, quando portava me nel seno, diceva: se questa è una bambina, la vorrei che diventasse una religiosa, una suora. E io, si può dire, sono nata con la vocazione. Dall'asilo in su ho sempre detto che mi sarei fatta religiosa, e sicuramente questa è stata la mia strada, proprio senza nessun altro sbandamento nella mia vita. A 13 anni, da Padova, che ero con mia sorella, sono entrata lì dalle Canossiane a via San Daniele, e infatti non volevano neanche, mi hanno presa come aspirante, e avevo solo 13 anni. E da lì sono partita, non sono mai tornata indietro, non mi sono mai girata, ecco. Per me la vocazione era proprio nata dal grembo di mia madre. Una vocazione nata in famiglia che però l'ha portata dall'altra parte del mondo. Lei si aspettava di diventare missionaria? Sì, veramente sono entrata a Venezia, però ho sempre detto che avrei voluto essere missionaria. E finalmente la generale, un giorno che è venuta a visitare il noviziato lì a Venezia, mi ha detto, ho fatto ancora la mia richiesta, e mi ha presa a Vimercate, per cui il noviziato missionario di Milano era il centro per noi, per le canossiane, per le sorelle che venivano mandate in missione. Il primo impatto con l'Australia qual è stato? Guarda, il primo impatto dell'Australia è stato un pochino di sorpresa, diciamo, perché inizialmente qui, quando sono arrivata nel 65, l'ospedaletto era veramente una piccola scuola adattata all'ospedale, e si stava costruendo quello che chiamiamo Canossa Hospital nel frattempo, per cui la mia sorpresa è stata di vedere un pochino questo piccolo ospedale. E venivo da Roma, dove avevo finito il mio nursing, San Giovanni, che era appena stato rinnovato, per cui è stata un po' di sorpresa, ecco, arrivare qui in Australia e trovarmi in questo ospedale che era allestito da ospedale, ma era una scuola fatta di legno, ecco. La presenza dell'ordine canossiano in Australia è stata una richiesta missionaria da parte del vescovo locale, però era una storia missionaria un po' più lunga che aveva preso origine dalla Cina. Ce la può raccontare? Beh, le canossiane sono partite per la Cina in Hong Kong nel 1960, per cui è una grande storia, partendo da Venezia poi, perché le prime sorelle che hanno sentito questa vocazione, Maddalena non c'era già più, ma loro hanno nutrito nel cuore il desiderio di Maddalena di andare dappertutto, per cui la chiamata di andare prima in Hong Kong, poi in Cina, e poi ha una lunga storia, ecco, la missionarità canossiana. Infatti noi ci chiamiamo International proprio per quello, perché è doppia la vocazione, quella di missionari e quella anche di rimanere in patria. Ma dalla Cina poi, dopo la rivoluzione, siete state costrette a lasciare, giusto? Le sorelle dalla Cina sono state espulse, alcune sono rimaste in Hong Kong, e quindi a quel tempo lì appunto l'Australia è venuta a proposito come un'altra country che accoglieva le missionarie che erano state espulse, per cui inizialmente la comunità era molto forte anche di sorelle ex missionarie della Cina qui in Australia. Noi invece siamo arrivate giovinette proprio da Vimercate. Il primo obiettivo erano i malati e gli emigranti, giusto? Sì, il primo obiettivo veramente erano gli emigranti. Gli ammalati ci è stato dato proprio dalla chiesa qui in Brisbane. L'arcivescovo ha pensato di darci questo ospedaletto che veramente non era assolutamente nella nostra visione inizialmente, però l'abbiamo accettato volentieri, e da lì hanno mandato sorelle infermiere, tra cui una di quelle sono arrivata anch'io nel 1965. Suor Concetta, noi ci fermiamo qualche istante, una scheda di approfondimento per i nostri ascoltatori, e torniamo da lei, dall'altra parte del mondo, tra pochissimo. Non è vero che l'Australia è stata scoperta solo 400 anni fa da un esploratore olandese, perché in Australia l'uomo è presente da ben 40.000 anni, arrivati con zattere di fortuna dal sud-est asiatico. Reclamata dai britannici come colonia penale, l'Australia conserva ancora oggi il fascino di paese selvaggio. La maggioranza quasi assoluta della popolazione si concentra nelle coste, specie nelle grandi città come Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide. Un paese dalla qualità di vita altissima, un'oasi felice, dove la crisi economica mondiale iniziata nel 2008 sembra non essere mai arrivata, ma nella quale permangono sacche di povertà e di miseria. Tutto questo mentre i principali indici economici fanno intravedere un primo rallentamento. In tutto questo la Chiesa Cattolica australiana,
prima confessione religiosa del paese con più del 25% degli abitanti che la professano, è chiamata a dare risposte, e non solo in patria. George Pell, cardinale australiano, è stato chiamato dalla diocesi di Sydney, dove era arcivescovo, da Papa Francesco in persona per guidare la nuova segreteria per l'economia nella curia romana. Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. Pronto mondo? Di nuovo in collegamento dall'Australia, da Oxley, dal Canossa Hospital, Suor Concetta Coppe, una canossiana originaria di Paderno del Grappa. Grazie, Suor Concetta. Prego, Andrea. Ci eravamo lasciati prima della pausa, prima della scheda, con questa origine della missione canossiana in Australia, le canossiane originariamente espulse dalla Cina che sono arrivate in Australia. Delle religiose che si sono adattate ai bisogni della Chiesa del momento, quindi prima a contatto con gli emigrati e poi con i malati. Sono arrivata nel 65, appunto chiamata qui perché il bisogno era di avere infermiere. È iniziato con la cura degli ammalati più anziani, quelli che avevano bisogno di lunga degenza, poi sono state cambiate le regole di governo e noi ci siamo adattati a quei bisogni. Naturalmente c'è stato bisogno di un ospedale più acuto, poi c'erano gli ammalati di cancro, poi naturalmente siamo developati secondo i bisogni che richiedeva sempre focus a questa chiesa qui in Australia e qui specialmente in Queensland. Da religiosa come si sente a lavorare con i malati? Abbiamo dei grandissimi esempi anche dello scorso secolo ma anche di oggi di religiosi a contatto, a servizio, che hanno donato la loro vita per i malati. Qual è la sua esperienza, che è un'esperienza un po' universale? Sì, un'esperienza perché naturalmente la mia seconda vocazione è essere infermiera e questo è sempre stato grande nel mio cuore, per cui la cura degli ammalati è sempre stata una passione. Io di incontrare Cristo nel momento più delicato della loro vita, nel momento più vulnerabile, di incontrare quel Cristo così bisognoso e proprio dato nelle mani di noi infermiere, è stato sempre una passione grande, lo vedevo, lo sentivo. La passione che ancora mi segue, anche se non faccio più hands-on con gli ammalati ma sono ancora responsabile e continuamente tutti i giorni sono in contatto con loro. Lei è stata anche superiora provinciale della provincia canossiana in Australia. Vogliamo un attimo capire qual è la presenza del vostro ordine in Australia e anche della Chiesa Cattolica. Stiamo parlando comunque di una presenza molto importante, un 25% della popolazione australiana appartiene alla Chiesa Cattolica. Come ho detto inizialmente, veramente l'arcivescovo del posto ci ha chiamato attraverso la nostra generale e noi siamo venuti in Australia proprio per la chiamata della Chiesa. Come descriverebbe il modo di fare chiesa in Australia? È una presenza che comprende tutto, nel senso siamo chiesa in quello che facciamo, siamo chiesa veramente, come si dice, in contatto con le persone, con le persone che vengono a visitare. Per noi siamo chiesa, famiglia di Dio, popolo di Dio, non età, e qui non guardiamo neanche la religione, tutti vengono al Canossa per farsi curare, ha un buon nome qui in Queensland naturalmente, e per cui accogliamo tutti e abbiamo avuto tantissimi poveri che sono arrivati da noi senza nessuna possibilità e noi abbiamo accolto tutti, ecco, sempre. Qual è la sfida più importante che l'Australia deve affrontare in questi anni? Dalla nostra terra, da Padova e dalle province qui vicine, tanti giovani sono partiti alla volta dell'Australia per trovare un lavoro. Spesso parliamo di laureati, parliamo di persone con titoli di studio e anche con esperienze lavorative importanti. In questa sfida anche la Chiesa che cosa fa? Penso che la Chiesa è aperta, molto molto aperta a questa challenge dei giovani e ne parlano a tutti i livelli. Naturalmente la Chiesa è molto focus, ma come sai la Chiesa cristiana è anche molto secolarizzata, nel senso ci sono i due aspetti anche molto challenging per i giovani oggi in Australia, perché hanno tante possibilità e nello stesso tempo c'è anche qui una povertà tremenda.
di poter vivere un'identità vera. Poi la Chiesa naturalmente in Australia, e l'Australia è giovane, è come avere una teenage come country naturalmente, anche questo è un aspetto che bisogna sempre considerare, si sta evolvendosi sempre di più, però è una Chiesa giovane, si può dire, ha solo 250 anni di vita. Una Chiesa giovane, si è svolta una delle ultime GMG da voi nel 2008, una GMG all'insegna dello Spirito Santo, una GMG con Papa Benedetto, non molto distante da dove vi trovate voi. So che lei non è stata, ma alcune sue consorelle, alcuni giovani sì. E che esperienza è stata per la Chiesa australiana una GMG, un evento mondiale così importante? È stata un'esperienza bellissima, ha entusiasmato tutta l'Australia, si può dire, perché tutti erano coinvolti, cattolici, non cattolici, tutti coinvolti in questa esperienza grande, non solo di accoglienza del Papa, ma ci sono state tante manifestazioni di fede da parte dei giovani che hanno suscitato questo entusiasmo grande, per cui l'Australia ha un cuore molto, molto aperto, molto solare in tanti e anche molto alla mano, diciamo, easy going, per cui l'Australia è anche una country bellissima che apre le porte, ha entusiasmo, l'entusiasmo proprio della giovane Chiesa anche. Naturalmente ci sono le parti che c'è bisogno di una continua conversione, ecco. Qual è il contributo che la Chiesa australiana, ma anche diciamo lo stesso modo di vivere la spiritualità a quelle latitudini, può dare anche a noi? In che cosa può contagiarci? Well, questo veramente è una domanda. Come può contagiarci? Penso che il fatto che l'Australia è molto aperta e non ha pregiudizi in tanti, specialmente aperta alla religione such. E la Chiesa cattolica in modo particolare si dà da fare continuamente con programmi nuovi, con cose, sì, si dà molto da fare per rimanere viva e vibrante. I giovani specialmente, quelli che sono coinvolti, sono dei tesori nella Chiesa, e infatti anche quando vanno per the Youth Day sono sempre in upfront con un entusiasmo grandissimo. Abbiamo ancora un minuto, Suor Concetta, qual è l'esperienza più bella che ha vissuto in questa vita così lunga, così piena e così ricca di impegno e di apostolato? L'esperienza più bella è essere in contatto con queste persone, far conoscere e amare Gesù, è l'esperienza sempre che mi appassiona moltissimo, per cui una esperienza che vuole essere sempre presente, cosciente della persona davanti a me, non in giro alle persone ma presente con le persone, per cui è un'esperienza gioiosa di ogni giorno. Io sono così felice ogni giorno. Io nei miei 75 anni di età non mi sembra neanche di essere una giovanetta di 20 anni ancora, perché veramente mi appassiona il fatto di servire le persone, di essere vicino a loro, di toccarle con un sorriso, con un piccolo servizio. Tutto questo mi appassiona moltissimo, sempre, non mi è mai mancato. Suor Concetta, noi la ringraziamo per la sua testimonianza, per il suo esempio, perché comunque ci fa capire non solo come la missione, ma anche come la missione che è originata dal Veneto, dalla fede della nostra gente, raggiunga tutto il mondo. Se ci può salutare, so che l'inglese australiano è molto diverso dall'inglese di Londra, dall'inglese degli Stati Uniti, salutandoci di cuore, augurando ai nostri ascoltatori un buon proseguimento, ma con inflessione tipica dell'Australia. Okay, I thank you, each and every one of you that listen. I will keep you in my prayer. I bless you all. Thank you so much for listening to me. Bless you from Australia. Grazie, Suor Concetta. Ringraziamo anche i nostri ascoltatori. L'appuntamento con noi è la settimana prossima, alla stessa ora, per un altro viaggio nel cuore della missione. Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione, a cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova.